Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta streaming dedicata alla città di Quartu e al turismo, soprattutto di Quartu, ma non solo. Questo appuntamento rientra nel cartellone organizzato dal Centro Servizi Flumini, Vivi l'estate a Flumini, che è patrocinato anche dal Comune di Quartu all'interno di quella che è la rassegna Ripensare la città, in collaborazione con le associazioni quindi di Quartu Sant'Elena. Grazie per essere qua. Parleremo non solo del turismo a Quartu, parleremo del turismo in generale. Avremo diversi ospiti, quindi inizio a presentare, sarà anche il mio compagno di viaggio oggi durante la trasmissione. Ciao Michele, buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno, buonasera anche a te. Come stai? Sto bene, sì, diciamo che sto bene. Tu come stai? Beh, sì, io mi riprendo da un piccolo malore, ma ormai sono in pista, quindi diciamo che sono pronto a combattere ancora per il mio lavoro e per Quartu. Ok, Intanto allora ti faccio questo è subito una domanda. perfetto. Dimmi. Vorrei presentarti. Michele è una guida turistica, ma soprattutto ha creato, secondo me, una cosa spettacolare che è Quarturismo, con una serie di iniziative, di escursioni e di tour molto particolari. La domanda che poi riguarderà un po' il tema della giornata: com'è stata la stagione per te? Allora, inizi subito con una domanda bella difficile. Subito. Aspettiamo Stefano Secci che si collega, quindi ti bombardo subito. Sì. No, allora diciamo che questa è stata un po' la stagione della ripresa, perché dopo la pandemia comunque si è vista finalmente un po' la ripresa che tanto si sperava, quando sembrava che non ci fossero più speranze alla fine dopo la pandemia. Quindi piano piano c'è stata questa ripresa. Io ho lavorato discretamente quest'estate, anche qui sul territorio proprio di Flumini, portando qualche viaggiatore, qualche visitatore della nostra città, con proposte di tour vari. Quindi sembra che finalmente qualcuno si stia interessando, ma soprattutto perché alloggia magari nelle zone del litorale, si stia interessando un po' alla zona. Il problema è spostare anche le persone verso il centro città. Io in parte ci sono riuscito, nel senso che comunque chi mi chiede qualcosa su Quartu, io tendo a non privilegiare solo il litorale, ho dei tour dedicati al litorale di vario tipo, cerco di portarli anche nel centro città. Poi per il resto, da collaboratore del Parco di Molentargius, anche lì la stagione è andata molto bene, quindi c'è stata una bella ripresa turistica sicuramente. Quindi anche tu ti allini in quello che più o meno è stato detto ieri nella grande riunione degli Stati Generali della Giunta Solinas, che è stata una stagione boom con insomma un pienone dappertutto. Beh, si parla di presenze maggiori rispetto all'anno prima del Covid, quindi sicuramente è un dato confortante. Sono sempre del parere che si può fare sempre di più, eh. E soprattutto c'è una cosa che deve sicuramente migliorare, che è un po' la spina nel fianco del turismo sardo, che è la destagionalizzazione. Questo è assolutamente importantissimo. Pensa che quando io ho cominciato con Quarturismo ho già destagionalizzato il mio, perché lavoravo praticamente in autunno, inverno e primavera, praticamente, quindi con gli Beh, autoctoni inizialmente. come sai, poi io sono proprio quello che va sempre a cercare le cose più assurde, ma essendo cresciuto facendo la gavetta fuori dalla Sardegna, soprattutto in Spagna, io ricordo sempre che fare questo exploit è possibile. Le difficoltà nascono nel voler fidelizzare il cliente e farlo tornare gli anni successivi. Sì. Quindi il mio lavoro penso che sia impostato più che altro a rendere il cliente è soddisfatto di quello che è la vacanza. E io su questo dato purtroppo quest'estate insomma penso che non sia proprio andato come mi immaginavo. I prezzi sono andati alle stelle, i servizi e la qualità è scaduta. Parlo in generale, logicamente, non parlo di cose precise. Quindi io immagino che sarà molto difficile riconquistare la massa che è arrivata quest'anno evasa dopo un periodo di Covid e quindi di necessità, di libertà. Dovremmo essere bravi a migliorare i servizi. Sì, Per sì. questo, dimmi. Per quello dico che c'è sempre comunque da migliorare, non si arriva mai, insomma. C'è sempre da Certo. migliorare. La ripresa in fatto di numeri c'è, poi però devi anche
conquistarlo quel numero e riportartelo dietro l'anno successivo, insomma, quindi sempre qualcosa in evoluzione, non ci si può fermare. Sì, allora, nel frattempo che Stefano Secci, presidente del Parco di Molentardus, ancora non si è collegato, io farei intervenire Ernesto Battetta, non so se tu lo conosci, io ho avuto il piacere di scambiare oggi delle email. Buonasera, signor Battetta. Buonasera. Buonasera, non so se mi sentite. Perfettamente. Sì, perfettamente. Bene. Come va intanto? È piacere di conoscere, noi non conosciamo, io non conosco lei perlomeno, Yacht Club lo conosco per nome, piacere di averla con noi. Piacere mio, grazie. Io sono stato incaricato dal presidente Giorgio Cabras, che è fuori per accompagnare i ragazzi, è fuori Sardegna per accompagnare i ragazzi in una regata nazionale, quindi mi ha chiesto di rappresentarlo. Ecco, io le faccio subito la domanda che ho fatto a Michele in qualità di guida turistica, lo faccio a lei come rappresentante del Yacht Club. È stata una stagione boom? È stata una buonissima stagione, devo dire. Abbiamo avuto dai numeri, io ho anche preparato dei grafici, non so se mi consentite poi di farli vedere. Magari può anche condividere lo schermo se vuole. Magari tra un attimo. Sì, tanto aspettiamo anche gli altri ospiti, così possiamo approfondire la chiacchierata. Allora, aspetti che ci sto provando. Ecco qua, condividi schermo, perfetto. Ok, non so se vedete questa slide. Ecco, intanto questa è giusto una schermata di Google Maps dove appunto che indica dove ci troviamo noi, dove operiamo, dove opera il nostro club. La spiaggia è quella di Sustangioni, di Sant'Andrea, molto vicina alla Siete Villa vicinissimi Romana. al centro servizi nostro, quindi. Esatto, esattamente, sì, è proprio quindi... molto vicina, sì, infatti, almeno in linea d'aria. Esatto. Quindi noi operiamo appunto in quell'area lì, abbiamo come bacino di utenza per tutto l'anno, soprattutto residenti di Quartu e Interland Cagliaritano, almeno la parte est della città metropolitana ovviamente. Cagliaritani pochi perché ovviamente preferiscono andare insomma, verso Marina Piccola, prima fermata, insomma, verso Yacht Club Cagliari e Lega Navale e Windsurfing Club. Mentre appunto da noi vengono soprattutto, almeno quelli, i tesserati che risiedono in Sardegna, che risiedono a Quartu e città metropolitana, diciamo così. Durante l'estate invece abbiamo diciamo dei tesseramenti di turisti proprio. Io infatti ho preparato dei grafici, chiedo scusa, la qualità non è delle migliori, semplicemente perché li ho preparati all'ultimo momento. Allora, questi sono i nostri tesserati per anno, così giusto per spiegare un pochino qual è la nostra storia. Noi ci siamo dal 94, io ho raccolto i dati dal 2000, sono riuscito adesso rapidamente, come vedete dal 2008 dove c'è stata un po' la crisi, quindi una prima flessione, abbiamo poi avuto dei boom fino al diciamo 2018 e 2019 è iniziata una flessione. Come vedete non c'è stata una flessione dovuta al Covid, noi non abbiamo avuto flessioni da Covid. Questo con nostra grande sorpresa. Questo dato è abbastanza particolare. Quindi... Sì. Devo dire che questa è divisa tra adulti e minori. Abbiamo avuto gli adulti molti adulti fino al 2019 e poi in realtà poi dal 2013 abbiamo avuto un exploit, diciamo così, i bambini sono andati sempre in crescendo, quindi ci siamo più concentrati non tanto per nostra scelta quanto per le persone che si avvicinavano alla vela. Quindi negli ultimi anni abbiamo dato più servizi, diciamo così, più lezioni di vela ai ragazzi, ai minori. Una domanda, se posso interrompere, così capiamo bene l'attività. Voi fate lezioni di vela, ma fate anche noleggio di barche a vela? No, noi facciamo solo ed esclusivamente lezione di vela, ok? Lezione di vela su barche piccole per bambini o anche comunque per una o due persone
e poi anche lezione per cabinato. Sui cabinati ci vanno esclusivamente gli adulti, mentre sulle barche piccole prevalentemente ci vanno bambini e ragazzi. Ok. Adesso a proposito, siccome appunto l'argomento di questa trasmissione è il turismo, io ho preparato un grafico a proposito quindi per i tesseramenti, che fa vedere appunto i tesseramenti per mese. Vabbè, a parte i primi 2 mesi dell'anno dove ci sono i soci che rinnovano la tessera perché la devono rinnovare. Di quanti soci parliamo approssimativamente? Allora, come tesserati, torno indietro un attimo precedente. Allora, diciamo che siamo intorno tra i 200 e i 300, ecco. Quest'anno siamo arrivati a 260, probabilmente chiuderemo l'anno con 280 tesserati, ecco. Perché i tesseramenti ci sono, uno viene, è obbligatoria la tessera perché compresa l'assicurazione, non può uscire in mare se non ha la tessera, insomma, per ovvie ragioni assicurative. Ok, quindi dicevo, i tesseramenti per mese sono molto importanti perché appunto da qui capiamo quanto può essere importante per il turismo. Noi l'attività, soprattutto quella dei bambini, è molto stagionalizzata, è legata alla chiusura della scuola, ma è legata anche al fatto che noi abbiamo molti ragazzi di famiglie che affittano la casa nel litorale quartese e poi i genitori li portano da noi a fare il corso di vela. Devo sottolineare che la vela non è uno sport poco costoso, ecco, semplicemente perché noi abbiamo delle norme di sicurezza molto stringenti. Faccio un esempio: quando noi usciamo per mare e facciamo una lezione, ogni 10 ragazzi ci deve essere un istruttore e un gommone. Quindi capite che all'11° ragazzo noi abbiamo bisogno di un secondo istruttore e di un secondo gommone. Il gommone chiaramente consuma la benzina. Ma quindi per tornare agli argomenti che poi affronteremo adesso anche con gli altri ospiti, per voi Quartu è a tutti gli effetti una città turistica, perché mi dice che avete d'estate una buona adesione di turisti. Quartu è sicuramente una città turistica. Naturalmente ci sarebbe bisogno di indirizzare un pochino di più i turisti, cioè noi facciamo tutto da soli, ok? Noi non godiamo di una rete, per esempio, cioè una cosa di cui abbiamo sentito la mancanza, ma si può sempre migliorare naturalmente, è il fatto che per esempio non ci sia una rete tra operatori turistici in cui il turista venga in qualche modo indirizzato: guarda, si può fare vela. Mi sa che è crollato. Non vogliamo fare vela. No. Allora, vediamo se Stefano c'è, ma non si vede. Quindi hai la camera. Stefano, ci senti ma non ti vedo. Sì, mi sentite? Però non ti vediamo. Ci manca la bellezza. Arriva. Ok. Quindi, è tornato anche. Aspetta che mettiamo Stefano anche. Signor Batteta che stava parlando e poi non so perché, ma è uscito allo schermo. Mi è scomparso tutto, non so perché, è tornata alla pagina d'ingresso. No, finisca, sicuramente è uscito, mancata la connessione o qualcosa. Nel frattempo è arrivato anche Stefano Secci, presidente del Parco Molentare. Dicevo, a livello locale, sia può essere comunale, ma anche di città metropolitana, manca una connessione degli operatori. Dicevo, cioè, i turisti potrebbero per esempio essere indirizzati per tutte le attività sportive, non dico solo la vela, ma può essere l'equitazione, possono essere tanti. Avremo modo di parlare anche di questo, perché comunque esiste una realtà che non possiamo far finta di niente, che è l'associazione degli operatori di Quartu, e poi parleremo più avanti, perché logicamente, giustamente lei adesso mi fa notare un qualcosa che però sotto un certo punto di vista è abbastanza presente attraverso delle azioni, ma avremo modo di parlare dopo. Io adesso, se mi permette, presento Stefano Secci, mandiamo un video di Quartu e riprendiamo la chiacchierata. Prego. Stefano, ci sei? Eccoti. Ci sono, mi vedete? Adesso ti vediamo finalmente, okay. ci illumini, grazie. Prima eri in nero. Come stai prima di tutto?
Bene, grazie a voi. Allora, noi abbiamo già iniziato una chiacchierata, abbiamo un rappresentante anche dello Yacht Club di Quartu Sant'Elena, di Sustangioni, che ci ha mostrato un po' di dati confortanti sul turismo. Io, se mi permettete, adesso manderei un video di Quartu che abbiamo rubato a Quarturismo e poi continuiamo la chiacchierata. Grazie Antonio per mandare il video. Bene, ci siamo goduti un po' di Quartu, una rassegna. Grazie Michele per questo bel video, almeno a me è piaciuto, e poi c'è un po' tutto di Quartu, diciamo che hai riepilogato un po'. Ci sono le location dei miei tour guidati, diciamo. È un po' un riassunto molto veloce, una clip chiaramente per i social. Ho visto che hai dedicato molto spazio al cimitero di Quartu, che probabilmente ha molto da raccontare, no? Beh, praticamente da lì possiamo ricostruire la storia degli ultimi 2 secoli di Quartu, attraverso le tombe dei personaggi che hanno fatto la storia, eccetera, l'arte, insomma, è importantissimo. Infatti è uno dei miei tour più gettonati. Bene. Stefano, io non so se è un cellulare o una... pensavo fosse dalla regia un sottofondo nostro. Stefano, io ne approfitto subito per chiederti, in qualità tu di presidente dell'ente parco Molentargio, logicamente, questa Quartu, città turistica, ok, da paese noi siamo cresciuti praticamente insieme, quindi abbiamo conosciuto il paese Quartu, da paese a città turistica. Lo interpreti veramente questo cambio? È un problema di mentalità, è un problema di servizio, è un problema di tutto. Esiste questo passaggio o ancora c'è da fare tanto? Ma sta avvenendo lentamente, insomma. Però effettivamente se ne vedono gli embrioni. Dico questo perché l'esperienza del Parco del Molentargius mi ha aperto una visione diversa da quella che era la visione da normale cittadino della città, insomma, quartese. Peraltro io sono un quartese doc, lo segnalo sempre. Quindi, detto questo, devo dire che è quasi un obbligo di chi vuole stare in questa città. Dico questo perché è essenzialmente un problema un'opportunità economica. Perché per vivere in questa città ormai è necessario inventarsi cose. Tra queste è importante, c'è il filone del turismo, che può dare opportunità. Forse con quanto avete scritto voi, insomma, il boom di quest'estate, voi stessi l'avete segnalato, può essere proprio quell'embrione di cui parlavo prima. E quindi il discorso è probabilmente un cambiamento di tipologia di produzione. Noi siamo passati, un secolo fa avevamo una produzione che era squisitamente agricola, la vita dei campi. Poi nel 1970 si è passata all'industria dell'edilizia. L'industria dell'edilizia poi ha avuto un crollo perché ovviamente
la città è stata ormai è consumata, e altrettanto avviene quando poi non c'è più, come dire, il boom delle nascite. Quindi anche dal punto di vista, diciamo, anagrafico, squisitamente, come dire, di nascite e morti, la città si è equilibrata su un numero che è circa 69.000, 70.000 abitanti. Probabilmente noi prevederemo in seguito anche una decrescita, così come avviene un po' in tutte le parti della Sardegna, ma spero e penso che Quartu ne soffra in minor misura, proprio perché è vicina al capoluogo. Detto questo, è ovvio che l'economia, insomma, che l'esigenza economica porta a inventarsi altre cose, altri tipi di servizi. E quindi è vero che io dico sempre, è bene che ognuno faccia il proprio mestiere, lo faccia bene, e questo va detto perché per quanto riguarda i servizi turistici è necessario fare qualità, e quindi dico che probabilmente quella è una strada, questa che sta, diciamo, che è in embrione, è una strada. Mi dicono, non ne sono sicuro, perché sono numeri che praticamente io recepisco da chi, insomma, da chi fa questo mestiere. Pare che ci siano 400 bed and breakfast in città, più o meno. Questo cosa significa? Che in pochi anni è lievitata questa tipologia di servizio. E quindi è la solita domanda e alla richiesta corrisponde, insomma, il servizio che si deve dare. Niente, la legge dell'economia, però va opportunamente indirizzata. E anche quello che oggi state facendo, quello di parlarne, di capire, di cercare di incanalare in una giusta strada questa opportunità, è importante, e soprattutto sveglia un po' le menti di chi, insomma, su questo concetto ancora non ci crede. No, io sono d'accordo con te, assolutamente. Abbiamo iniziato questa trasformazione. Anche io mi ritengo un quartese doc, nato a Quartu, cresciuto a Quartu, vivo a Quartu da sempre, eccetto i miei anni all'estero, però sono d'accordo con te. L'unica cosa che mi preoccupa, ma quello più da operatore turistico, non in qualità di presidente dell'associazione che promuove la Sardegna e Quartu, è quello che hai detto tu. 400 B&B, non saranno 400, saranno meno, o saranno messi dentro anche un po' di affittacamere, un po' di cose. Non è un turismo di qualità, nel senso che non ci permette di entrare in quelle fasce importanti che non solo è il turista estivo, ma quelle fasce importanti che è il turista del business, quindi congressuale, degli eventi. E questo è un problema grande per chi vuol diventare una città turistica almeno 6 mesi all'anno. Non dico 8 o 10, dico 6 mesi all'anno. E penso che probabilmente qui ci debba essere un correttivo a livello proprio di programmazione. E poi quello che ho detto a Michele e al signor Battetta prima, il mio dubbio da operatore turistico, poi non so se lo condividete anche voi, magari fatemi sapere, non è tanto fare il boom. Il boom si può fare, veniamo da 2 anni di clausura totale, nel senso che c'era bisogno di evadere, c'era bisogno di viaggiare ovunque, a qualsiasi prezzo. Il problema è far tornare i turisti, far tornare la gente e dare dei servizi di una qualità che ci diversifica da quelle che sono le altre destinazioni di concorrenza, che sappiamo sono quelle del Mediterraneo, come Palma di Maiorca, Ibiza, Grecia. Quindi secondo me dovremmo avere paura di una riduzione notevole di presenze, perché quest'anno non abbiamo fatto il nostro dovere a livello di servizi in maniera soddisfacente. Questo è il mio pensiero, ma non il mio augurio, logicamente. Sono un operatore. Cosa ne pensate voi su questo punto di vista? Michele, se vuoi iniziare tu. Poi. Sì. Allora, indubbiamente, come hai detto tu, siamo stati rinchiusi per un bel po', quindi
come si suol dire, riaperte le gabbie, sono usciti tutti, e quindi a qualunque prezzo, a qualunque costo sono arrivati i turisti. Io, abitando qui sul litorale, ho visto tantissimi viaggiatori, tantissimi visitatori, come non ne avevo mai visto da quando abito sul litorale. Però c'è questo fattore che non si può sicuramente sottovalutare, che è questa rinnovata libertà che si vive da 1 anno e mezzo, esagerando. Si vedrà l'anno prossimo se il lavoro è stato fatto bene. Io, come ho detto prima, si può sempre migliorare, chiaramente. Non ritengo ancora Quartu una città turistica, sicuramente c'è ancora tanto da fare, e soprattutto è correggere un'errata percezione che c'è da fuori della città di Quartu, comunque, anche da parte degli stessi autoctoni, perché non può esistere un turismo se non ci sono buone pratiche di accoglienza, altrimenti si genera quello che è lo shock culturale, così viene chiamato. Partendo da questo nasce il quarturismo, soprattutto da sensibilizzazione, divulgazione verso gli autoctoni, per poi progredire, andare verso il visitatore che viene da fuori. Senza buone pratiche di accoglienza non ci potrà, e servizi ovviamente, non ci potrà mai essere un turismo e una città turistica. Cioè si deve andare veramente, veramente a monte. Io infatti sono 5 anni che lavoro su questi aspetti, prima sull'autoctono, da un paio d'anni arrivano, comunque chi soggiorna a Quartu cerca attività da fare a Quartu, trova me, solo me però, quando vogliono fare dei tour guidati, eccetera, e fare delle attività un po' diverse da quelle classiche del turismo di massa. Io posso offrire questo, però le presenze chiaramente non sono enormi. Io per primo ho tanto lavoro da fare, però c'è anche da veicolare una corretta percezione del territorio. Visto che c'è Stefano, tanto ci vediamo sempre al parco, Stefano. Vi vedete anche qua, vi sto proprio Sì. nauseando io. Quindi, cosa pensa, signor Battetta, su questa paura che non ci sia un ritorno l'anno prossimo con gli stessi numeri? Mi sa che è senza microfono. Chiedo, parlando senza microfono. Allora, Sì. la nostra percezione è, e ovviamente anche i nostri auspici, è che il trend continui ad essere positivo. Allora, dobbiamo considerare una variabile che in questi anni viene, secondo me, considerata poco, e cioè il fatto che molte persone stanno emigrando per lavorare fuori. Quindi, quello che un tipo di turismo che sta iniziando a essere studiato solo in questi ultimi anni, è un turismo, come dire, di ritorno, cioè di chi lavora fuori tutto l'anno e torna a trovare la sua terra, normalmente nei mesi estivi. Quindi diciamo che bisogna attrezzarsi anche per accogliere queste persone che certo vengono per trovare gli affetti, per trovare le loro, diciamo, l'ambiente che hanno conosciuto in gioventù, eccetera. Però di fatto anche su questo forse non siamo attrezzati. Per quanto riguarda la nostra esperienza personale, ripeto, noi ogni anno abbiamo un certo numero di persone che tornano ogni anno, persone normalmente, qualcuno viene dalla Germania, la maggior parte vengono dal continente, che d'estate tornano, dice, ah sì, ci siamo sempre trovati bene. Diciamo che affittano quasi sempre la stessa casa, può essere il B&B, ma può essere anche una casa, insomma, anche senza che sia pienamente legale, insomma, spesso senza che sia dichiarata la loro presenza, ecco, in questo senso, però di fatto ci sono, ecco, e di fatto confermano spesso la loro presenza di anno in anno. Stefano, cosa pensi di questa mia paura? No, vabbè, io non la vedo così tragica, perché è vero quello che dici tu, lo sposo in pieno, è necessario fare servizi di qualità perché ci sia un'offerta costante, e farli male significa scontentare, poi non ci passa più nessuno. Questa è la paura di chi fa questa attività. Ecco perché prima ho detto a ognuno il suo lavoro.
Però dico pure che ci sono opportunità e che quindi non bisogna aver paura di provare. È necessaria ovviamente la formazione ed è necessaria quella quota di non gelosia che esiste nei luoghi turistici della Sardegna più diciamo altisonanti. Ti faccio un esempio di Pula. Io Pula, Santa Margherita di Pula, l'ho vissuta per lavoro, perché il mio lavoro mi ha portato a stare in contatto anche con le attività ricettive. Lì le attività ricettive si mettono in gioco e si propongono, ma nello stesso tempo si aiutano. Perché quando uno ha una difficoltà, l'altro insomma gli viene incontro. Non so se noi abbiamo a Quartu possiamo recepire questo tipo di atteggiamento, però è un atteggiamento vicense. E dico questo perché bisogna fare rete, ma non bisogna fare rete solamente tra operatori turistici. Il discorso che facevo prima di un'agricoltura che era praticamente la base vivendi dei quartesi, per certi versi va riproposta e si sta riproponendo anche nel mercato come agricoltura di qualità, dove i prodotti ovviamente devono sposarsi con la tipologia e anche l'enogastronomia, ovviamente si devono sposare con i servizi turistici, e questo bisogna farlo in rete. Io ricordo questo ragionamento, l'ho sempre condiviso, ma nel passato da giovane consigliere comunale l'avevo appreso da un pioniere di quello che voleva essere uno sviluppo turistico di Quartu, che è la buonanima di Antonio Lai, che è stato assessore. Perché quella era una buona strategia. Probabilmente abbiamo perso molti anni, ci siamo persi e non abbiamo seguito più quella strada, però immagino e continuo a pensare, non voglio essere conservatore in questo senso, che quella strada sia la strada vincente per Quartu. Poi voglio fare, mi dispiace, tu hai scritto che probabilmente ci sarebbe stato anche l'assessore Chessa, l'assessore... Sì, è in giunta, è entrata alle 18:30 in giunta e spero che si liberi 5 minuti almeno. Se si libera, voglio dire un antefatto, guarda, non per castigarlo, ma probabilmente no, vabbè, non mi interessa, insomma, solamente per dire questo, che non voglio fare polemica perché le polemiche non servono. Voglio dire che io ho chiesto un incontro all'assessore al turismo non per chiedere soldi, perché normalmente quando un responsabile di un ente va dall'assessore di turno chiede soldi. No, non volevo chiedere soldi, quindi ho mandato una mail istituzionale, ma nessuno mi ha risposto. Ormai sono passati forse 4-5 mesi e ormai ho detto vabbè, basta. Ecco perché mi serviva che in questo confronto ci fosse anche lui. Avremo modo di organizzare. Io praticamente l'anno scorso abbiamo proposto 2 cose. A me volevamo proporre 2 cose. Una sicuramente l'abbiamo fatta, che è l'X-Trail internazionale di l'X-Trail, insomma, sì, l'X-Trail è il classico di gara sportiva, ecco. Sì. E l'abbiamo fatto e abbiamo raggiunto un piccolo obiettivo, però quella poteva essere un'occasione per inserire il Parco del Malontargius all'interno dell'offerta turistico-sportiva che vuole portare avanti la regione, e l'abbiamo invitato solo per vedere questa manifestazione, non per chiedere, come ho detto prima, risorse, che se poteva andare bene, magari insomma, noi abbiamo pubblicizzato l'evento, poteva venire inserire, certo. Per vedere, per verificare se è una cosa che ne vale la pena inserire in un cartellone più ampio. Questo è il primo punto. Il secondo punto, proposto sempre dall'assessore Chessa, sono i pellegrinaggi lenti, pellegrinaggi, oggi ne ha parlato, anche i pellegrinaggi religiosi. La presentazione era oggi, no? Hanno fatto una firma oggi una del cammino lento. Come abbiamo visto nelle immagini del cimitero, ci rientra tutto questa cosa dei
dei pellegrinaggi turistici. E c'è un percorso storico-turistico, Michele ne conosce una parte, che è quello che va da San Lucifero e che entra dentro il parco, riguarda la chiesetta delle Saline e poi andando avanti può toccare sia la zona dell'idrovora, insomma, dove esiste la zona carcerati, come adesso non mi viene il nome, ci Il sono ricovero dei forzati. il ricovero dei forzati, e poi più avanti può arrivare a Santa Maria Ceppola e poi prendere la chiesa di San Benedetto, la chiesa del cimitero e arrivare San Pietro di sino Ponte. a San Pietro di Ponte per arrivare poi sino alla chiesetta che sta sul Simbirizzi, che saranno una trentina di chilometri, ma questi pellegrinaggi molte volte durano giorni. Questo può durare una giornata intera, però sicuramente può essere appetibile per chi ha passione in queste cose. Siccome c'è da dire in una cosa del genere, se viene sposato, siccome c'è stato un convegno al quale sono stato invitato, sempre messo a punto e proposto dall'assessore Chessa, noi avevamo anche quest'altra proposta da mettere in campo, e lì si passava all'interno del Molentargius, ma anche all'interno una parte della città di Cagliari e una parte della città di Quarto. È un turismo lento che può essere una novità per gli operatori quartesi. Poi vorrei dare 2 dati per finire, non vi annoio, di quello che è la recettività del parco. Sì, te l'avrei chiesta io tanto. Allora, sì, a parte il 2020, che è stato un anno blasfemo, cioè un anno proprio in pieno Covid, però nonostante tutto probabilmente lì c'è stato un aumento degli italiani nel 2020 su 3.500 unità e un abbassamento della quota degli stranieri. Però praticamente se noi sommiamo turisti delle regioni italiane più turisti esteri, al parco transitano circa 5.000-6.000 persone all'anno. Questo è un trend che abbiamo dal 2000 e passa, insomma. Se contiamo gli ultimi dal 2018, 2019, 2021, questi sono i dati. Gli altri sono, insomma, sino ad arrivare a 12.000, dove sono praticamente presenze locali o presenze della regione Sardegna. Questo significa che il bacino ormai si conferma tradizionalmente e anche costantemente nel tempo come un attrattore. Però non basta. Non basta, perché deve essere messo, io sono convinto che deve essere messo in relazione. Niente, quindi insomma lì dobbiamo crescere tutti, devono crescere anche coloro i quali agiscono per conto del parco sui servizi turistici, ma questa non è una polemica perché già lavorano benissimo, però è sempre meglio migliorarsi anno per anno, per riuscire a entrare in rete con, come dicevi tu Alessandro, con gli operatori. Insomma. Sì, infatti di questo vorrei soffermare un attimo, perché io normalmente non sono amato perché sono molto diretto e molto schietto nel dire le cose, però c'è un'associazione a Quartu che sta facendo, a mio modo di vedere, bene. L'associazione turistica di Quartu sta facendo bene, pur non condividendo io alcuni metodi, ma questa è una questione mia personale, fatta dalla mia esperienza e il mio bagaglio nel settore. Ha unito un bel po' di operatori, ok? Parlo dell'associazione turistica Quartu Sant'Elena, ok, che ha unito, adesso non so se un centinaio, eccetera, di operatori. Logicamente io immagino che questa sia la strada giusta. Prima abbiamo parlato di fare rete, di stare uniti, di camminare tutti con un obiettivo comune. Può essere che questa associazione, io non so se voi la conoscete, avete avuto modo di conoscere, eccetera, possa essere, diciamo così, un'apertura per anche
gli altri operatori che sono rimasti un po' dietro, o secondo voi, senza analizzare l'associazione che non è compito nostro, logicamente, secondo voi ci sono delle nuove iniziative, nuovi, come ne so io, qualsiasi cosa che possa essere promozione che non viene fatta e che invece dovrebbe essere fatta, magari involucrando, come ha detto Stefano, anche la regione, lo stesso comune o gli enti? Michele? Devo proprio? Ti coinvolgo. Sì, io amo essere schietto, Michele, mi hai conosciuto e sai come sono io. Sì. Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, però dobbiamo essere schietti. Allora, io ho avuto modo di conoscere l'associazione turistica di Quartu, non ho avuto modo di trovare un accordo di collaborazione. Abbiamo una mission degli ideali, diciamo, abbastanza diversi, quindi diciamo che non ci siamo acchiappati, va bene, diciamo, diciamo così. Non li seguo più di tanto, dovrei seguirli un po' di più anche per vedere come lavorano, però io fatti concreti da parte dell'Associazione Turistica di Quartu non ne ho visto. A livello di iniziative mi sembra un po' indietro per quanto riguarda la preparazione moderna in chiave turistica, ok? Sembra una preparazione ancora degli anni '80. Michele, ti interrompo un attimo per chiarire una cosa. Sì. Io logicamente ho invitato, ci mancherebbe, non è che ne sto Certo. parlando con loro in assenza, nel senso che io ho invitato il presidente a partecipare che cortesemente mi ha detto che per problemi personali non poteva esserci, come ho invitato la Proloco, che mi ha detto che aveva molti impegni. Cioè, il mio compito qui è stato cercare di portare un po' tutte le forze di Quartu per capire i punti di vista e soprattutto cercare di unirli. Quindi non è che ne voglio parlare in sua assenza. Io ho provato... assolutamente. ok, no, giusto per chiarire, scusami Michele. Vai. Riassumendo, a me pare che manchi proprio una progettazione di base in questa associazione turistica. Mi sembra un grande calderone di tanti operatori senza però un progetto di base dal quale partire, un ideale, una mission. Non è raggruppare tanti operatori e provare a portare presenze. Io insisto sul fatto di come fai percepire il territorio, per poi vendere una cartolina e poi si ritrovano qualcos'altro dopo. Devi comunque mettere in luce quello che è la storia e soprattutto anche quello che non si vede, perché sappiamo com'è la nostra città a livello urbano, ok? Questo è quello che faccio io, cerco di fare interessare le persone alla storia della città e anche quello che non si vede, o anche perché quello che si vede è così, perché alle spalle ha una storia, le persone si interessano così. E quindi questo per quanto riguarda me è la mia missione su Quartu, che Certo. dura da 5 anni, senza una missione alla base, una mission, come si dice proprio Termine in tecnico in gergo, inglese. senza quello non si può andare da nessuna parte, senza una progettazione di base. Dovessero volerci anni, anche io ho tanta strada da fare ancora, ma non si nasce già pronti sul campo a fare presenza. Ci vuole tanto alle spalle e tanta preparazione. Poi l'associazione turistica di Quartu a livello di capacità di raggruppare operatori del settore è stata assolutamente ottima. Roberto Matta si muove un sacco, per carità, non ho niente da dire. Quello che dico è che non abbiamo avuto un modo di collaborare perché ognuno aveva il proprio modo di vedere le cose. Insomma, quindi Certo, non vabbè, può capitare, c'è siamo stato esseri modo. umani e tutti abbiamo... Sì, Io non so sì. se anche lo Yacht Club di Quarto ha avuto modo di conoscere quello che è un po' la proiezione e i progetti dell'Associazione Turistica di Quarto. Io purtroppo devo dire che non ne sono a conoscenza. Ah, Me ne bene, quindi scuso. portiamo un'informazione importante. Noi, ripeto, io in prima persona cerco sempre di sostenere quelle che sono le iniziative, soprattutto se vengono da associazioni. Quindi sarebbe bello, insomma, magari che capiate e vediate se veramente è un progetto che possa interessare anche lo Yacht Club, perché adesso, come ha detto Stefano, Michele, probabilmente l'unione è l'unica arma veramente che ci possa far fare la differenza in un mercato difficile come il turismo. Quindi quello sì. Stefano, tu hai avuto modo di capire un po' e soprattutto di no, io non sono, ripeto, non sono esperto nel campo, però insomma mi faccio le mie idee, insomma. Forse ero stato anche contattato, ma avevo spiegato che non ero io l'interlocutore
diretto, ma perché i nostri servizi turistici sono esternalizzati, quindi sarebbe stato opportuno per una collaborazione fattiva avere un rapporto direttamente con i gestori del servizio turistico. D'altro canto, poi non so cosa sia capitato. D'altro canto, è vero che è necessario avere contatti, consorziarsi, fare movimento, unirsi, unire le forze, eccetera. Ma è anche vero che questa cosa va guidata. E l'ente locale, l'amministrazione comunale non può lasciare spazio così, ma deve guidare. Così come sta iniziando a camminare la storia dei centri commerciali naturali, così deve camminare anche quella che è la proposta per un coinvolgimento generale di quello, e torno sempre al famoso piano dell'ex assessore Lai, del coinvolgimento di coloro i quali sono gli operatori principali per mettersi in rete. Ma questa cosa va guidata dall'ente locale, cioè il comune non può non guidare un processo e mettere d'accordo tutti coloro i quali sono gli stakeholders, gli interessati a questo processo. Io non so neanche più se una volta si facevano le fiere, perché si deve fare marketing, ma come lo si fa? Si fa un marketing privato, si fa un marketing di una proposta globale di un territorio? Io penso che si debba fare marketing di una proposta globale del territorio. Per fare questo ovviamente si deve avere un programma, ma si deve pure realizzarlo. Non possiamo pensarlo e poi rimanere 20 anni fermi per poi risvegliarci perché un anno c'è una risposta importante del turismo. È quello che ho detto io, certo. Sono d'accordo. Poi non so se le fiere si usa ancora a fare le fiere. Sì, Stefano, è cambiato un po' il modo di fare le fiere, ma ti parlo da operatore. Adesso oppure si fa altro, non lo so, magari si fa altro sai che cos'è? magari anche più, voglio dire, è cambiato un po' tutto, ma le fiere si continuano a fare in una maniera diversa. La regione prende 400 metri quadrati, divide 1 metro quadrato ciascuno, gli operatori dentro un piccolo recinto di Sardegna sono in 20 in 1 metro quadrato. Però il problema non è essere presente alle fiere. Io fiere ne faccio da 30 anni. Non è essere presente alle fiere, è saper svolgere il lavoro di promozione non in Sardegna. Cioè, ti faccio un esempio: si va a fare la fiera a Londra e si prendono ragazze di Londra a fare le assistenti che non sanno dove è Sardegna. Cioè, per me era ovvio che la fiera si facesse altrove, non si facesse in Sardegna. No, però ti dico, una cosa è la logica di fare la fiera all'estero e ti devi organizzare in un certo modo. Devi investire in brochure, devi investire in personale preparato, devi investire in guide turistiche presenti, ha un costo. Una cosa è fare, chiamalo workshop qui da Proto Sardegna, che ti inviti gli agenti di viaggio o i tour operator qua, gli fai vedere la Sardegna, li fai mangiare in agriturismo, eccetera. Sono due modi diversi. Le fiere esistono sempre, il problema non sono le fiere o lo spazio, il problema è il metodo della promozione che viene usato nelle fiere. Ritorno all'associazione di Quartu che sta facendo dei grandi investimenti e bisogna dargliene merito. Ripeto, non sono, come ha detto, condivido quello che ha detto Michele, gli obiettivi che ha con l'associazione e probabilmente gli strumenti che usa non sono da me condivisi, però bisogna dargli meriti. Le fiere le sta facendo. Le fiere sta andando a mettere il cartellino Quartu Sant'Elena. La presenza, come il Risico, abbiamo occupato uno stand della regione, però gli obiettivi sono altri. Sino a quando Quartu Sant'Elena ha 3 alberghi che si possono chiamare alberghi, ok? Non possiamo pretendere di fare turismo internazionale se non nei B&B, che ripeto è una fascia completamente diversa da quella che tu fai per portare una città turistica. Questo per dire che io non sono d'accordo che Quartu è una città turistica, quindi deve ancora mangiare tanto pane, deve ancora migliorare tanto e soprattutto deve dotarsi di strutture ricettive, che sono la prima base per poter parlare di città turistica. Quindi questo è il mio modo di pensare.
mentre aspettiamo se si libera, perché è fuori per lavoro l'assessore Perra, perché è invitato anche Rossana Perra per parlare di quello che è la sua competenza, quindi dello sviluppo del territorio e le attività produttive, io vorrei parlare di un'altra realtà di Quartu. Non so se voi ne conoscete, insomma, il movimento, eccetera, però Stefano hai parlato di una cosa giusta, di una guida che dovrebbe essere il comune di Quartu per quelle che sono queste entità. E parlo della Proloco, la Proloco di Quartu. Ecco, la Proloco, io che lavoro con tante Proloco della Sardegna, molto, molto attive, molto operative in tutto, faccio parte anche della Proloco di Quartu perché mi sono associato per conoscere la realtà. Vedete la stessa difficoltà che può avere l'associazione turistica di Quartu, cioè la Proloco adesso si è riformata. Voi conoscete un po' com'è la Proloco, come si è organizzata, quelli che sono un po' gli obiettivi, eccetera? Michele? No, sinceramente non ne so nulla, davvero. Non sono venuto a conoscenza di nulla della Proloco. Probabilmente conoscevo la vecchia Proloco, non so com'è l'organigramma adesso, non la vedo comunque, la vedo presente, sai, nei programmi delle feste, comunque cittadine come Sant'Elena, c'è comunque sempre la Proloco perché lo dice il nome stesso, ha la sua funzione, però non ho visto quella vera funzione territoriale che dovrebbe avere la Proloco, né in questa nuova che non conosco, né tantomeno in quella vecchia che chiudo qua, perché non vado oltre, però con la c'è da lavorare molto anche per rendere una Proloco reale Proloco, sì, perché mi è capitato di andare veramente in tanti piccoli paesi della Sardegna dove le Proloco funzionano benissimo, sono in mano a giovani che hanno voglia di fare e voglia di divulgare il territorio. Questo è la base di una Proloco, insomma, degli ideali di una Proloco, che appunto è a favore del luogo, tutta dedicata alla città in cui risiede. Sì. Io ho iniziato a conoscerli adesso, non conoscevo la realtà prima. Signor Batteta, lei conosce la realtà della Proloco di Quartu? Ha avuto a che fare? Io sono socio della Proloco da qualche mese, quindi ho iniziato a vedere come si muovono con la nuova presidenza. Devo dire che rispetto al passato c'è una parvenza almeno di efficienza, di maggiore efficienza, di maggiore attenzione alla promozione del territorio quartese, che non siano la ripetizione degli stessi schemi di anno in anno che potevano funzionare 20 anni fa, ma se li ripeti per 20 anni poi rischiano di perdere efficacia. Con la presidenza di Stefano Lai, questa è la mia sensazione, ma ripeto, di pochi mesi, ho visto che c'è qualche tentativo di migliorare un pochino quella che è la presentazione del territorio, la promozione, del territorio quartese. Ecco. Invece Stefano, tu hai avuto, tu anche insomma, l'hai vissuta un po', no? Da consigliere comunale, dentro il comune, eccetera. Quindi la Proloco, la realtà Proloco Quartu la dovresti conoscere. Poi cosa pensi di quello che può essere in generale come Proloco i compiti? Non conosco la nuova era della Proloco quartese, la vecchia probabilmente di Striscio sì, perché essendo consigliere comunale, insomma, qualche atto sulla Proloco è passato in consiglio, ma non mi voglio esprimere. Non fatemi esprimere. Va bene. No, non va bene. Anche non esprimersi, come dicono sempre, vuol dire essersi dichiarato. Però no, Stefano, sono d'accordo. Io sulle Proloco lavoro con tanti, con Nurri, con tanti, e ti posso dire, come ha detto Michele, che sono veramente operativi, attivi, innamorati del proprio territorio e fanno tante belle cose. Su questo confermo quello che Michele, insomma, ha detto prima. Quarto, anche lì probabilmente abbiamo molto da lavorare. Quindi vediamo un po' cosa si può fare. Allora, tornando al tema principale, anche perché siamo in attesa dei nostri politici, Stefano, per quanto riguarda l'assessore Chessa, io ho modo di lavorarci spesso per il mio lavoro, eccetera, eventualmente insomma, mi farebbe piacere perché parliamo di Quartu e io ho deciso 2 anni fa di dedicarmi alla mia città dopo 20 anni di estero e in giro per il mondo. Quindi se si può fare qualcosa mi presto e sono disponibile eventualmente a organizzare anche un incontro, se ti fa piacere, a tua disposizione. Sì, io
facciamolo, non sono problemi. Io mi piace passare. Non garantisco sempre... risultati, ma no, voglio dire, mi piace passare sempre per le vie istituzionali. Hai fatto bene, no? Però se quella via non è andata per raggiungere l'obiettivo, facciamo anche un tentativo in amicizia. Però Stefano, è una via istituzionale a tutti gli effetti, perché tu arrivi come presidente dell'ente parco, quindi io sono un operatore turistico di Quartu, non solo di Quartu, e ci tengo che queste iniziative del parco vengano promosse e vengano sostenute, quindi ci mancherebbe. Andiamo per la via. Io, guarda, ho rimproverato all'assessore Chessa ieri, che ha convocato gli stati maggiori del turismo al Regina Margherita, e ho rimproverato personalmente, gli ho detto, ho visto delle presenze che di stati maggiori non hanno niente a che vedere, cioè, per dirti, quindi in questo caso io penso che un operatore turistico, un presidente del parco che chiede un appuntamento all'assessore al turismo, insomma, sia più che giustificabile, non è nessun favore o nessuna via, diciamo così, furbesca. Quindi assolutamente. Bisogna ripescare la mia mail da presidente del parco. Probabilmente se apro le mail te la posso anche girare, guarda. La troverai. No, non è importante. È importante che si trovi una soluzione per promuovere Quartu. Sì, no. Quindi concludendo, perché tanto penso che i politici ci facciano come sempre aspettare, spesso inutilmente. Quindi io andrei in chiusura direttamente. Intanto ringrazio il signor Battetta per la disponibilità. Io lo Yacht Club lo conoscevo solo dall'esterno, non sono mai andato, ma ben venga, insomma, che veniate anche al centro servizi, che non ne ho parlato perché sembra quasi che mi faccia pubblicità, ma il centro servizi è di proprietà di 1600 associati che pagano 10 euro all'anno di quota. Quindi non c'è un SRL, non c'è una società che è proprietaria del centro servizi. Sono 1600 persone fisiche che hanno pagato una piccola quota e usufruiscono di servizi, e fra questi mi farebbe piacere offrire anche quello dello Yacht Club, se vi fa piacere, logicamente. Grazie, quindi accetto volentieri l'invito. Ecco, così come ho proposto alla Proloco di fare la sede gratuita qua, non ho niente da nascondere. Questo è il modo per dimostrare che non stiamo speculando, stiamo cercando semplicemente di collaborare con dei metri quadrati che abbiamo. Quindi ben venga la collaborazione da parte di tutti. Michele, tu sai già, insomma, che hai la stima mia a livello personale, ma il centro servizi è casa tua. Grazie. Quindi qualsiasi cosa. Presto a Parvi, dai, che da un po' che non ci vediamo. Stefano, dopo tanti anni che noi non ci vedevamo, dalle nostre scuole. Cosa erano, elementari o medie? No, erano le medie. Poi insomma, qualche anno è passato. Mi fa piacere che insomma ricopra un incarico così prestigioso come presidente dell'ente. Mi fa piacere lo stesso che ho proposto allo Yacht Club, qualora serva un sostegno per qualsiasi tipo di iniziativa di promozione, il centro servizi, che è un'associazione di promozione sociale, quindi no profit, è a disposizione, quindi tienila presente per qualsiasi cosa abbiate necessità. Certo. Io oggi volevo toccare questo tema di Quartu perché il comune di Quartu ci ha inserito dentro il cartellone di questi eventi Ripensare la città, che trovo una cosa intelligente, che il comune di Quartu abbia involucrato le associazioni e i vari enti nel creare eventi e inserirli dentro un cartellone. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, ringrazio anche il patrocinio del comune di Quartu, però devo dire anche la mia cattiveria, che non ha assolutamente niente a che vedere col centro servizi di Quartu, Flumini di Quartu, è che nonostante la grande stima che io ho in Graziano Milia come persona, non ha mai avuto nessun aiuto da parte del comune di Quartu, benché si dica a Quartu che il comune ha fatto tutto. Quindi questa, io ripeto, sono abbastanza odiato perché amo dire queste sparate, queste cose qua, però è bene chiarirlo. Quindi ringrazio ancora veramente tutti per la partecipazione. Vi invito tutti al centro servizi, continuiamo con i nostri eventi a promuovere Quartu, che è quello che ci interessa. Stefano, il parco di Molentargio è una bella gatta da pelare, dai, ti vedo bello... Guarda, bello carico. Siamo ridotti a due professionisti, due biologhe che ci fanno tutto. Ho visto. Bisogna recuperare questo gap, non è possibile stare ancora in queste condizioni. Devo dire che questa mattina, insomma, ci siamo visti col vice sindaco, col sindaco.
effettivamente è un problema che va avrà affrontato in un tavolo dove deve essere presente per forza la regione, perché è un parco regionale, insomma, non possiamo stare così, perché questo parco potrebbe esplodere, non esplode mai, sta esplodendo da 23 anni, dal 99. E non è possibile che rimanga così, insomma. O si cambia, la ragione giuridica, nel senso che si passa a un'altra tipologia di consorzio, però una decisione bisogna prenderla perché potenzialmente può sfamare numerose famiglie. Certo. Purtroppo questo, quando non avviene questo e c'è l'opportunità di farlo avvenire, veramente, io sono cattolico, è un peccato, non dico mortale, ma è un Stefano, peccato. se aspetti un attimo, ho una sorpresa per te. Gianni, buongiorno a te. Sì, Buonasera. Buonasera. Ascolta, ma perché non giri il telefonino? C'è il telefonino? Sì, Mettilo in orizzontale, così ti vediamo in pieno. un attimo solo, perché avevo giunta e ho finito proprio in questo Lo so, me l'hai detto. Eh, Solo che ci tenevo. Allora, ditemi se si vede meglio così. Si vede benissimo, adesso sei dritto e messo bene. No, ci tenevo, Gianni, alla tua presenza, perché oggi abbiamo affrontato un tema su Quartu città turistica e io, come rompiscatole, ho detto finché non ci sono gli alberghi, per me non è una città turistica. Io vado al sodo come operatore, se non sai dove dormire e portare 1000 persone, difficilmente puoi fare una città turistica, se non con i B&B, insomma, una via di mezzo. Però abbiamo ospiti, non so se tu li conosci, un rappresentante dello Yacht Club di Quartu, che logicamente io adesso li vedo in piccolo. Poi abbiamo Michele Mariscuti, che è una guida turistica, insomma, che collabora con noi, e Stefano Secci, che è il presidente dell'ente parco di Molentargius. Buonasera, Quindi, Assessore. Buonasera. allora, Stefano, io lo dico apertamente perché io con Gianni ho un rapporto speciale, perché è una persona che stimo e c'è anche amicizia, quindi lo dico chiaramente. Un occhio di attenzione per questo parco di Molentargius da parte della regione. Cosa dici? Cosa mi dici, Gianni? Tu che sei diretto come me. Alessandro, il parco tieni conto che è regolamentato dall'ambiente e poi ovviamente da una parte dall'urbanistica. Sono settori, io ti potrei dare oppure dire il mio pensiero, oltre che da amico, da amministratore. È chiaro che una volta che si crea un parco, lì tutta l'area parco di Molentargius, compreso anche l'ippodromo, è stato fatto quando c'era nel periodo al governo Forza Italia, al centrodestra, sia alla provincia, quando c'erano le province, e alla regione. Eravamo noi, insomma, chi governava aveva fatto proprio questa legge di inserire anche nell'area parco di Molentargius anche tutta l'area di Podum, insomma, l'avevamo ingrandita un po' tutta, vincolando tutta quella zona a possibili costruzioni o altre invenzioni del momento. Oltre esiste, se mi dici cosa le persone del parco, ti dico che assolutamente oggi è una miniera non utilizzata, perché il parco deve anche produrre reddito e tutela e valorizzazione, però non si riesce a far produrre il reddito, cioè lì vanno col sacco a pelo ma non entrano nemmeno, con qualche binocolo e un panino a scattare giusto foto zoomate pure. Io credo che valorizzare il parco, io credo che, guardate, nei parchi marini, vi faccio questo esempio per chi ama questa materia, prima i pesci scappavano, ma non vi siete resi conto che oggi, dopo tanti anni, guardatevi la Sea Music, un esempio, come tanti altri parchi, i pesci convivono anche col sub, perché ormai sanno che comunque non li sparano più, non ci passa il pescatore. Ecco, la natura un po' si adegua. Ecco, guarda, siamo diventati amici dei pesci dove sono i parchi marini, perché non farlo anche nei parchi come Molentargius? Quindi Succede con i fenicotti. Amici dei fenicotteri, in sostanza. Guardi, io sapete come la penso, no, le mie metafore che ho fatto, un giorno ve li mangerete, avevo sparato tanti anni fa, perché devono produrre qualcosa.
Cioè, prima c'erano le saline, quando c'era la buona del mio nonno e dei vostri nonni. I fericoti non esistevano a Molentargi, non esisteva niente, perciò le saline in produzione. Poi quando si è deciso che le saline andassero in Sicilia, allora ci abbiamo perso la produzione del miglior sale d'Europa e quindi abbiamo perso anche i posti di lavoro. Poi piano piano si sono avvicinati in quella laguna e sono avvicinati, che poi è anche una laguna artificiale perché è acqua che viene dal Poeto con l'idrovolo, quindi si sono avvicinati la fauna, insomma, quindi è chiaro che è una cosa non naturale ma artificiale, quindi hanno trovato il loro habitat, ora c'è un insediamento importante. Allora va benissimo, ma creiamo opportunità di lavoro. Invece, come qualcuno sa, si è creato un carrozzone politico che paga l'ente parco con soldi della regione. Quante persone hanno assunto all'ente parco? Voi sapete bene quante ne hanno assunte, anche chi hanno assunto, no? Quando hanno creato le cose. E poi ditemi cosa produce. Stiamo pagando solo stipendi senza far produrre niente e creare economia come indotto. Allora, perché non creare dei percorsi naturalistici, mentre vedete creare altre forme, insomma, di valorizzazione, ma anche di opportunità di lavoro, a tutela assolutamente del parco, a tutela, come hanno fatto i parchi marini. I parchi marini oggi sono un'attrazione, paghi anche per entrare, se vuoi fare delle escursioni, quindi a tutela, ben vengano. Sono aree circoscritte, il mare è grande, per carità ci dà più possibilità, però guardate che veramente la gente impazzisce per la natura, insomma, quindi perché non valorizzarlo e portarla a vento? Ecco, io non ho niente in contrario, anche perché oggi come oggi, a parte che io non sono un cementificatore, io so perché nelle aree costiere ci siano gli alberghi, visto che diceva Alessandro prima dei posti letto, città turistiche e quant'altro. Sapete che Cagliari è l'unica città al mondo che non ha, che vive a 9 km di costa e non ha un hotel sul mare. Al Poetto stanno nascendo B&B, non ci sono più hotel. Uno ce l'era, l'hanno convertito in ospedale e non è più idoneo. Quindi pensate, uno sta per nascere. Guardate, dopo 40 anni l'ospedale marino, prima aveva vinto una gara, poi ha detto scusate, ci siamo sbagliati. Insomma, adesso ha rivinto un'altra gara a un privato, dovrebbe nascere nuovamente un hotel 5 stelle. Quindi con costi di ristorazione che conveniva demolirlo e ricostruirlo rispettando l'aspetto architettonico, l'aspetto architettonico con materiali idonei, moderni, più forti alla salsedine. Avremmo fatto lo stesso restaurante marino risparmiando soldi, però le regole sono queste e non possiamo che accettare. Io mi sono permesso, Gianni, di dirti questo perché Stefano logicamente mi ha fatto questa nota qua e io ho detto logicamente che la regione, in questo caso il tuo assessorato per quello che gli compete, sarebbe comunque stato attento a eventuali sviluppi. Poi logicamente ogni assessorato insomma ha una guida, un assessore e ne risponde. Però io ho potuto visitare il parco di Molentargio e ritengo, Stefano, senza offesa, ma ritengo che stia lavorando al 20% delle sue potenzialità. Ma mi posso permettere di fare una aggiunta, se posso, scusate il ritardo, Vai. Io ovviamente esprimo il mio pensiero, ma quando ero consigliere comunale ho trattato diversamente interrogazioni questi argomenti e l'argomento del parco, ma scusatemi un attimo, io credo che oltre amministratori o lavoratori, siamo padri di famiglia, magari chi è sposato, chi ha amici, ma se io vi dico di prendervi la vostra famiglia alle 4 di pomeriggio il 15 agosto con 40 gradi, no? Ma io vi dico, ma dove mai si è visto un parco che non c'è un bagno se una femminuccia ha bisogno di fare un bisogno oppure perché c'è caldo, si sente male, bisogna una bottiglia d'acqua? Dove si è mai visto un parco? Andate, camminate e fregatevi di quello che succede. Non sarebbe bello strutturare un parco rispettandone l'ambiente, ma valorizzarlo e dando servizi, magari anche una bottiglietta d'acqua, anche un bagno dignitoso, magari tutto camuffato, fatto in granito, camuffato in canne, però che funzioni. Ditemi cosa c'è di male, offrire servizi. Qual è questa volgarità di offrire servizi, di vedere, no, bisogna camminare a piedi o in bicicletta, però non dovete fare niente. Quindi se una femminuccia o anche un maschietto ha bisogno, perché può succedere che ti viene un bisogno, lì cosa fai? Vai davanti a tutti o ti devi nascondere? Ma dove si è mai visto una cosa? Un paese civile, no? Le cose vanno valorizzate, non vanno cementificate.
E poi io sono di questa idea. E poi, se mi posso permettere, chiudo qui. Una città turistica a Quartu. Noi pensate che dal 2019 a oggi sono aumentati gli hotel da una parte, no, sono aumentate le strutture ricettive, proprio nel report del SIRED che ho proprio ieri citavo questo. Però sono diminuiti i posti letto negli hotel e soprattutto sono diminuiti nel sud Sardegna i posti letto. Proprio abbiamo circa 3.000 posti letto in meno, il 28% ricade nel sud Sardegna di diminuzione di posti letto degli hotel, anche chiuso il panorama, chiuso il Mediterraneo, come vedete sono i numeri, rientrano un po' gli altri che hanno chiuso. E quindi noi abbiamo bisogno, l'abbiamo visto, gli eventi sportivi, sapete siamo sold out adesso, e stanno andando a Quartu, tutti questi eventi che stanno arrivando in questi giorni proprio a Cagliari, eventi mondiali, c'è il triathlon, c'è la Coppa del Mondo, il campionato mondiale di scacchi giovanile, insomma, stanno arrivando migliaia di persone. Non ci sono più posti letto. Quindi, se per sbaglio nella programmazione così capita un altro evento in quella data, che magari gli organizzatori non sanno l'uno dell'altro, succede che verrà annullato perché non sono più posti letto. La destinazione in Sardegna è sempre più elevata, l'area di Cagliari è sempre più ricercata, bisogna fare un ragionamento di dare servizi. Questo vale per gli hotel, perché gli eventi sportivi hanno posto 2 criticità. Non abbiamo impianti omologati, non ce n'è uno che chiude la porta, e poi la criticità dei posti letto. Se noi volessimo fare turismo congressuale, 4.000 posti non li possiamo portare perché non ci sono i posti adeguati. Quindi vedete, ragionare serve a fare riflessioni con le statistiche e i numeri certi e certificati. E poi serve la mentalità di dire sì, questo cambiamento culturale che dobbiamo avere, mettiamoci d'accordo, nessuno ha il Vangelo, ma confrontiamoci come stiamo facendo adesso, cominciamo a dire sì, nel rispetto totale dell'ambiente, assolutamente sì. Gianni, ti chiedo una cosa, poi se Stefano, il presidente del parco, vuole ribattere qualcosa che hai detto tu, ma intanto ti chiedo, tu hai una idea della realtà di Quartu Sant'Elena? Cioè, nel senso che... La conosco. Sì, no, nel senso parlo a livello turistico, nel senso che si è parlato di un exploit incredibile di Quartu Sant'Elena, un incremento di turisti, un incremento... Cioè, tu hai questa visione, hai avuto modo di valutare questa posizione o no? Perché chi è oggi presente sono tutti operatori di Quartu. Quindi... Guarda, posso dirti onestamente che la percezione Quartu la vedo come una città veramente sempre vissuta tutti i giorni, al di là della pandemia che è stato un periodo per tutti. Quartu io ogni volta che ci passo la vedo proprio vissuta rispetto alle altre aree geografiche. Guarda, quest'anno è successo di tutto col turismo. Pensate a Sassari, io sono poi di qua zona, ho tanti parenti, che Sassari è uscito l'articolo l'altro giorno, piena boom di turisti. Forse è la prima volta che lo sento, c'è il boom di turismo a Sassari, per dirti. Ecco, non mi meraviglia se Quartu ha avuto un boom, una crescita, anche perché certo, gli stessi hotel della costa sono pieni grazie agli eventi, ma lo stesso Champitta, un altro evento che c'era di Jiu-Jitsu, un altro evento che c'era del campionato del mondo ipovedenti di judo, sono andati anche a Quartu perché non ci sono posti letto, quindi magari questo aumento di presenze è dovuto anche a dei fattori di presenze, perché non trovano più posti letto a Cagliari, si scaricano nell'area più vicina, quindi l'area più vicina è Quartu, e poi Quartu insomma è anche un paese che, se vogliamo chiamare paese, ormai è una cittadina, un comune bello, vissuto, insomma anche tranquillo. E poi è accessibile, c'è il Poeta da una parte, la Via Marconi si allaccia con Cagliari. No, il potenziale di Quartu non lo discutiamo, noi che siamo quartieri non lo discutiamo, il potenziale non si discute, è quello che dicevi prima tu, i servizi e le strutture ricettive, però bisogna essere bravi noi a fare questo passaggio. Quindi Stefano, volevi chiedere qualcosa all'assessore? O volevi... Sì, volevo fare un ragionamento assieme a lui, perché probabilmente c'è qualche notizia che è del passato. È vero quello che ha detto l'assessore, che sembrava un carrozzone, in un certo periodo lo era. Ma assessore, siamo rimasti in 2, anzi in 4. Il presidente, il direttore e 2 biologhe. Non c'è più nessuno. Questa è la pianta organica del parco, ma non ci lamentiamo, non ci mettiamo
a piegare la schiena e lavoriamo. Il discorso è un altro, che molte cose sono, è vero, ci sono tante criticità, però è anche vero che molti problemi, per esempio quello del bagno pubblico, per esempio noi abbiamo optato perché purtroppo il fatto che sia una zona H di massima tutela, l'assessorato all'ambiente ci dice no, anzi ci manda la forestale se dovessimo fare un bagnetto anche diciamo coperto dalle canne. E per questo noi abbiamo optato ovviamente per i bagni chimici, che vengono puliti abitudinariamente e che effettivamente, ha ragione lei, sono un pugno nell'occhio in un sistema così peggiori di quelli che sarebbero se fatti stabilmente. Non mi dica che come impatto ambientale il bagno chimico... Appunto, sono d'accordo con lei. Quindi... Una plastica colorata certamente è un pugno nell'occhio rispetto a una casetta fatta magari ricoperta di legno, di canne, eccetera. Da questo punto di vista sono d'accordo di lei. Ma vede, rischiamo anche la denuncia penale se dovessimo fare una cosa del genere. I suoi colleghi dell'ambiente glielo certificheranno questo, perché più di questo non possiamo fare. È una zona di massima protezione, molte volte queste sono le distorsioni delle norme che abbiamo subito, che subiamo, che sono state imposte dalla regione stessa. È un meccanismo dove non ne usciamo più. Non sono un talebano dell'ambiente, ma sono uno che vuole far sì che l'ambiente possa dare e possa produrre anche qualche posto di lavoro. Sul discorso il Bella Rosa è alimentato da un sistema che porta le acque reflue di tutta la città metropolitana di Cagliari. È alimentato non tanto dall'acqua di mare, ma è alimentato dalle acque reflue della conurbazione urbana di Cagliari. Queste acque reflue sono affinate da un sistema che si chiama ecosistema filtro, che è creato dalle canne e che affina l'acqua depurata ancora meglio. Questo sistema è stato preso dall'Università di Cagliari, l'Istituto di Igiene, ed è stato portato come sperimentazione unica al mondo, è stato portato dall'Università di Cagliari a Calcutta, perché si possa fare un sistema di depurazione molto simile. Questo è un sistema all'avanguardia, però se noi sta entrando in asfissia, perché se noi non togliamo i fanghi non depura più, è come un sistema industriale. Io ho chiesto 2 volte agli assessorati che venisse presa in considerazione la richiesta di finanziamento e non c'è stata risposta. Peraltro io ci sono un anno, quindi voglio dire, mi prendo a cuore queste cose, peraltro gratuitamente, perché il ruolo del presidente non viene retribuito. E poi giungiamo al punto, perché non voglio stare lì a piangermi addosso. Però siccome so che l'assessore Chessa è abile e soprattutto, diciamo pratico, questo si dice in giro dell'assessore Chessa, io istituzionalmente ho mandato una richiesta di incontro, ma non mi è stata mai dato ascolto. Ma forse a me? Sì. Tramite il suo capo di gabinetto, sì, perché proprio lui mi diede il bigliettino. Non c'è mai. Non lo so, però non per chiedergli soldi. Ascolti, mi scusi, sì. Perché io queste cose ci tengo davvero, mi creda, al di là delle posizioni, non c'entra. Io sono molto ospitale, poi uno discute con tutti. L'invito gliel'ha mandato per caso via email? Come via mail, sì. Via mail. Mi dica, lei mi può scrivere, prenda questo appunto per cortesia, sì. E poi lo verifico lunedì, perché guarda, io non ne so niente di questo. Sì. Tour.assessore @regione.sardegna.it. Sì, tour.assessore regione.sardegna.it. No, ma volevo finire. Sì, mi scusi se l'ho interrotto. No.
grazie intanto per la risposta, perché basta già questo, e ho visto che è pratico, ho detto che è pratico e lo riconosco, mi ha dato subito un'altra mail a quale fare riferimento. E dico questo, era non tanto per chiedere soldi, perché normalmente quando il presidente di un ente va dice mi servono i soldi per fare questo, no, era per proporgli due cose, intanto per invitarla a un evento che penso possa essere inserito negli eventi sportivi della regione Sardegna, che era quello del X-Trail Molentargius. Praticamente è un mountain bike, nuoto e corsa all'interno del parco di Molentargius. E io gli volevo proporre, volevo invitarla a questo evento. Per mostrargli cosa si può fare e se era possibile inserirlo in un calendario degli sport, degli eventi sportivi regionali. Mi permetto, mi scusi, sì. Nuoto dentro al Poetto. Al Poetto, di fronte all'ospedale marino, scendono verso dentro il parco, dal parco bici, cambiano e vanno, ecco, lo volevo far notare, però probabilmente gli posso mandare il video, così si rende conto. Hanno partecipato, è stato un evento a livello internazionale, hanno partecipato campioni francesi, spagnoli, il campione del mondo che è italiano, quindi voglio dire, era per presentare questo che noi vogliamo riproporre, perché serve, è un marketing del parco, serve portare il parco. È fatta adesso, mi permetta. Noi l'abbiamo fatto ad aprile, dovremmo ripeterlo. Se... Mi permetta, adesso io ho fatto il bando per i grandi eventi sportivi, sì. Lunedì, se tutto va bene, esce la graduatoria definitiva. Io ho quella provvisoria che è pubblica, potete anche vedere. Sì. Questa associazione l'ha fatta la domanda per questo evento? Probabilmente no, perché noi eravamo, ma dico, probabilmente no, perché noi eravamo, non gli abbiamo dato la sicurezza, perché non sapevamo poi se per quest'anno. Per l'anno scorso noi ce la siamo fatta per conto nostro, no? Ha speso tutto il parco, ce lo siamo fatto per conto nostro, ma prima è stata una settimana prima di Pasqua. Volevamo portargliela all'attenzione per vedere solamente se era meritoria di accoglienza e poi di partecipare, come dice lei, al bando, eccetera, eccetera. E poi un'altra cosa, un'altra proposta era quella, siccome io sono stato da lei invitato, mi sono anche recato lì, si parlava dei cammini, dei pellegrinaggi religiosi. Oggi ho fatto un altro incontro. Sui pellegrinaggi religiosi. Noi volevamo proporgli un pellegrinaggio che parte da Cagliari, arriva a Quartu, arriva al Simbirizi di Quartu, passando anche dentro il parco del Molentargius. È un cammino di circa 30-35 km. Non è lunghissimo rispetto a tutti gli altri, però può essere una cosa che può creare un indotto turistico. E questa è un'altra proposta, dove ci rientra ovviamente la città di Cagliari, ma anche la città di Quartu e il parco del Molentargius. E può essere anche questo un biglietto da visita. Ecco perché gli chiedevo la mail per far sì che fosse insomma uno scambio di relazioni dedicate al completamento di due idee che nascono dal nostro buonsenso, di capire come funzionano le cose, perché siamo lì e perché vediamo. Poi l'ultimo dato, perché così l'assessore si rende conto di che cosa è il parco del Molentargius. Li ho dati prima all'inizio. Noi verifichiamo ormai costantemente, da ormai 10 anni, escluso il 2020 che è il periodo Covid, che ci sono circa 5.500, 6.000 presenze all'interno del parco, accessi e presenze certificate perché pagano il biglietto per fare il tour, di cittadini residenti in Italia e di cittadini residenti all'estero. Gli altri 6.000 sono del circondario locale oppure di quello sardo. In tutto sono 12.000 circa accessi all'anno. Noi vantiamo questo. È vero che probabilmente il servizio turistico al centro del parco, perché non basta l'infopoint dove c'è il bar e dove è strutturato lì al saliscendi, ma è giusto che vengano portati a termine quel grande accordo programma quadro che c'è dal 2013, dove anche nel Rollone è previsto un centro di ristoro, dove anche nella zona
zona Quartu deve essere previsto un qualcosa che non può essere ovviamente pesante, fabbricato, insomma, ma un qualcosa che dia spazio all'opportunità di un'accoglienza anche da quella parte. Questi sono i nostri obiettivi, però da soli non ce la facciamo. Stiamo lavorando perché gestiamo un bene regionale, lo gestisce il consorzio dei comuni che sovrintende al parco, però senza la collaborazione non si può. Si deve sfatare, è vero, è vero quello che ha detto, si deve sfatare questo mito. Il parco non è più il carrozzone di un tempo perché ci sono solo 2 dipendenti, non c'è altra gente. È quello che dice poi la certificazione del collegio dei revisori, certifica sempre ogni anno, almeno da quando ci sono, che il bilancio è sano e che un ente è sano. Questo è tutto. Stefano, io ripeto, da operatore turistico mi occupo di turismo da tanti anni, eccetera. Ho avuto modo anche con l'assessore di collaborare per alcune cose, eccetera. Sono convinto che il Parco Molentargius possa fare veramente molto di più. Io prima ho detto lavora al 20%. Ma siamo a scartamento ridotto perché noi vorremmo fare di più. Le idee ci sono, le cose ci sono. Lo so, però io da operatore privato, che un po' penso che sia anche quello che ha detto l'assessore per spronare un po' l'ambiente, servono comunque idee. Le idee non devono per forza arrivare da enti pubblici, possono arrivare anche da enti privati, possono arrivare anche da operatori, da associazioni. Quindi il mio punto di vista, io ripeto, ho un punto di vista non politico, ma completamente da operatore turistico. Quindi io ho visto il centro che avete come InfoPoint, lì dentro si possono fare miliardi di cose, tutte con la funzione di far conoscere il territorio, il parco e tutto quello che c'è lì dentro. Giusto. Però probabilmente c'è bisogno da parte, in questo caso tu al presidente, del direttivo, eccetera, di ampliare un po' la visione. La regione, io dico sempre, e ne parliamo spesso con l'assessore, me l'hai detto prima tu, tutti vanno a bussare agli enti pubblici per avere finanziamenti, contributi, per avere soldi, molte volte i soldi arrivano se hai delle idee, dei progetti validi e non arrivano solo dal pubblico. Giusto. Quindi io penso che hai come si dice, hai un gioiello fra le mani. Logicamente, come ti ho detto all'inizio, è una gatta da pelare anche, è tosta. Quindi... Io spero che il bando PNRR, che era quello delle città metropolitane, a cui noi abbiamo partecipato, arrivi e ci porti un po' di ristoro, però è il gatto che si morde la coda. Se non c'è gente che lavora alle pratiche, ok, e non ne servono tante, ne servono altre 4 o 5, poi siamo al completo, perché non è che abbiamo una pianta del fabbisogno personale enorme, però se non c'è gente che lavora alle pratiche non si possono neanche fare progetti, e se dovessero arrivare soldi poi si accantonano perché diventano avanzo di amministrazione e ce li hai lì fermi e non servono a niente, è come se non li avessi presi. Quindi bisogna lavorarle le cose e ci vuole gente per lavorare le cose. Certo. Io vorrei chiudere perché intanto ringrazio l'assessore Gianni per la tua disponibilità, perché eri in giunta e di corsa ti sei collegato, quindi io non so se c'è l'ospite Michele, signor Battista, se volete chiedere qualcosa all'assessore in chiusura e poi ci salutiamo. No? Ma io no, direi di no, mi sono un po' perso, ero rimasto a fare amicizia con i sub, i pesci, i fenicotteri che dovrebbero fare amicizia con me, ero rimasto a quello, poi mi sono un pochino perso. Io posso dire che il parco di Molentargius, io collaboro con l'InfoPoint da libero professionista, è sicuramente uno dei posti più importanti di questo tipo in Europa. La presenza che ho potuto notare io come guida l'estate che è appena passata è stata buonissima, anzi con molta presenza straniera tra i mesi di giugno e luglio soprattutto, almeno un 80% dei tour guidati erano con presenze straniere. Poi torniamo al discorso iniziale, che si possa sempre fare qualcosa di più, e questo lo sappiamo, no? In Sardegna si può fare sempre qualcosa di più. E questo è un dato di fatto. Lo diciamo per Quartu, lo possiamo dire per il Molentargius, lo si può dire tranquillamente anche per Cagliari, anche per Cagliari.
che è turistica sì, ma non ancora abbastanza. E io non parlo sempre di turismo delle crociere, parlo anche del turismo, soprattutto quello che faccio io, turismo culturale, turismo esperienziale. Le crociere e il turismo di massa è un'altra grossa fetta del turismo, sì, io mi occupo però di altro, quindi posso parlare di ciò che mi occupo io. Michele, su quello penso che siamo d'accordo e anche l'assessore Chesse è d'accordo. Sull'esperienziale e sul culturale siamo tutti d'accordo. Posso una Ok. cosa? Io credo che i vincoli, che ci stanno bene, vincolare, non possono essere poi alla fine limitazioni totali. È che purtroppo noi facciamo delle leggi, no? Con la nostra cultura da sardi, giustamente, le leggi sono fatte da sardi, i politici sono sardi con questa nostra cultura, destra e sinistra, quindi io non faccio distinzioni. Ma è possibile che noi ci facciamo veramente delle limitazioni su tutto? Lei si è perso, come a me piace sempre drammatizzare nelle cose, perché è così. Perché se lei ama il mare, come può amare il parco, da operatore turistico si accorge che se va a fare un'immersione nell'area parco di Villa Simius, lei è sommerso, è immerso soprattutto dai pesci, no? Ed è un piacere, e uno paga anche per queste cose. Quindi si dà la possibilità, si è creato un habitat naturale dove quindi il rispetto lo hanno percepito, sembra strano, ma lo hanno percepito, tanto è vero che lì proprio li girano attorno in modo tranquillo, perché sanno di non essere cacciati o pescati in questo caso. Adesso io dico, vi faccio un esempio. Queste per quello, le cose che combiniamo noi come esseri umani, la politica regionale. Tanti anni fa Feragi, voi sapete bene dove è Feragi, questa è la zona di Costa Rei più spitta, hanno costruito una bellissima peschiera. Sapete che la peschiera di Feragi è l'unica peschiera che c'è in Sardegna dove non c'è uno scarico all'interno. Quindi quando l'allevamento di cozze è talmente non hanno bisogno manco di controlli perché proprio sono proprio pulite. Allora è possibile che le mareggiate che poi sono cambiate vanno a intasare dalla stessa sabbia di mare l'accesso dell'acqua alla peschiera, quindi fa mancare l'ossigenazione. Questo è quello che sta avvenendo purtroppo negli ultimi anni, dove stanno morendo e non entrano più pesci. Qui c'è una cooperativa da anni, da 30 anni credo, e non si interviene per mille problemi, ovviamente di origine tecnica, di regole tecniche urbanistiche e ambientali, con la ruspa per togliere, no? Così, la sabbia e far ossigenare e far entrare l'acqua nella peschiera. Quindi milioni di euro spesi perché ci sono 1000 vincoli che mettiamo noi. Ma guardate, è a dir poco assurdo. Noi creiamo le condizioni per farci male da solo. Ecco, il parco è bellissimo. L'area geografica di Cagliari, del parco di Via Marconi che circonda è bellissimo. Il fatto che i fenicotteri o altre forme si sono presi lo spazio che era prima dell'uomo con le saline è bellissimo. Guardate, quindi noi sull'ambiente possiamo veramente viverci bene. Quindi, un operatore turistico però oltre che raccontare quello che è la storia del parco, far visitare a piedi, ci piace tutto, le belle camminate. Adesso guardi, oggi abbiamo fatto la conferenza stampa, no, dei cammini, lei dice 3 giorni in Sardegna, io cammino in Sardegna, leggete, vedete, domani c'è la conferenza stampa, no, stiamo costruendo 3.200 km di percorsi, 8 cammini religiosi che toccano 252 comuni. Tutto bello, ma se io non metto soldi per mettere la cartellonistica turistica, se non metto i soldi per geocalizzare il percorso, se non facciamo tutta una serie di organizzazioni, a cosa serve dire stiamo costruendo i cammini religiosi e poi come glielo spiega che esiste qual è il percorso? Ecco, l'ambiente, la natura, detto, non può essere un vincolo, deve essere proprio una ricchezza aggiunta. Io prima ho citato i bagni, mi permetta, no? Non mi vorrei che poi magari si perde nuovamente, ma che senso ha mettere Vespasiani? Ragazzi, e quello non è impatto ambientale. Noi siamo così bigotti che ci accontentiamo dei Vespasiani, fissi, perché ci devono essere, i bagni ci devono essere, però non fatti bene. Sai, quello per i portatori di handicap, quello per le donne, quello per i maschietti. No, i Vespasiani, li puliamo, li togliamo ogni tanto, ecco, siamo a questi livelli. Io dico, per carità, abbiamo la possibilità di vivere il turismo. Quante guide turistiche
potrebbero veramente, ce ne abbiamo 6.000 censite, i patentini li rilascio io come assessore, pensi un po'. Adesso faremo la formazione per le guide turistiche archeologiche e quelle ovviamente anche una formazione per le guide turistiche religiose, che è un'opportunità. Ecco, il turismo, lei prima diceva da operatore che parla di quello che conosce, ma le pare che Cagliari sia una città turistica? È parzialmente una città turistica, perché dove si è mai visto che luglio e agosto i negozi devono chiudere alle 8 di sera col caldo che c'è? Perché non aprono luglio e agosto come fanno tutte le città del mondo dalle 8 a mezzanotte? Con 40 gradi che ci sono qui, chi è che va a comprarsi la magliettina o il jeans se la gente è al poetto? Il turista vuole uscire di notte, viverla la notte. E Cagliari è quarto e vissuta la notte, perché io ci passo tante volte. Ecco, poi va al Ghero e trova tutto aperto. Com'è possibile che c'è uno spaccato di pensiero anche tra il commercio e i commercianti? No? Quindi noi dobbiamo cambiare proprio mentalità. Lo sai che c'è un litigio oggi, in questi giorni, dei tassisti? Non si trovano tassisti. Lavorano in 3 turni, 101 licenze, Cagliari, 101. E guai a chi ne tocca, a chi ne metti qualcuno in più. Però non voglio lavorare tutto il giorno, non garantisco il servizio tutto il giorno. Ecco, la città turistica non si può fare quei limiti. Credo che dobbiamo fare un ragionamento su tutto. Quindi organizzare il turismo vuol dire dare servizi. Non è che vengono qui, li lasciamo a stato brado, tanto siamo belli e bravi. La Sardegna, guardi, è talmente bella e brava, siamo i migliori, però poi ci sono tante lamentele. Io ho affrontato ieri all'Istituto Generale del Turismo tante tematiche, quelle anche dell'igiene del suolo. Faccio un esempio, San Teodoro, così chiudo qui perché so se anche loro con voi, ma mi appassiona e vi ringrazio insomma per darmi questo spazio. Ma vi pare che lei a San Teodoro, che il sindaco, faccio un esempio, lei è il sindaco di San Teodoro, gennaio, febbraio, marzo e aprile, quanti siete? 500 persone lì a San Teodoro. E fa la raccolta differenziata per 500 persone. Ma non mi dica che lei non sa che a luglio e agosto c'è 100.000 persone che arrivano a San Teodoro, anche 120.000 c'erano quest'anno, come l'anno scorso, e fa sempre la raccolta un giorno. È chiaro che il paese esporto, il turista si lamenta, ma cosa fa? Mica possiamo raccogliere 2 volte al giorno, mica, anzi non venite i turisti, qualcuno sta già pensando a non far venire più turisti, che ci sono troppi, ma noi possiamo rinunciare al turismo, all'economia del turismo. Noi dobbiamo regolamentarlo, non dobbiamo dire no, non lo voglio. Se la zia Maria che aveva la botteguccia non regge, si deve adeguare. Ecco, la competizione, dico, non deve spaventare. La crescita di un comune non deve spaventare, è un valore aggiunto. Noi dobbiamo cominciare a fare un ragionamento diverso. Gianni, io ho iniziato la trasmissione dando un po' un'idea della mia paura, poi chiudiamo perché altrimenti facciamo notte. Siamo tutti appassionati di questi temi, ma io ho detto che quest'anno abbiamo avuto, non lo dico io, lo dicono i numeri, abbiamo avuto un exploit di presenze impressionante, dovuto a 1000 fattori, molto anche a quello che hai detto tu. In effetti gli eventi sportivi hanno aiutato molto. Ma non solo, certo, però dico, hanno aiutato. Però la mia paura da operatore turistico che ha vissuto a contatto con i clienti, tu sai che io faccio soprattutto internazionali, è che molti clienti, tu prima me l'hai confermato, non sono soddisfatti della qualità del servizio, dell'accoglienza, di strutture, eccetera, eccetera. Questo si può ripercuotere l'anno prossimo in una riduzione notevole di presenze, perché la concorrenza è forte, cioè la Spagna, la Grecia, la Croazia. Stanno riaprendo l'Egitto, stanno riaprendo molti mercati. Quindi noi volgarmente parlando abbiamo goduto, adesso le crociere che citava prima, le crociere, vi ricordate quando sono arrivate a Cagliari, quando c'è stato il problema ahimè dell'ISIS, sono scappati dall'Egitto, c'è stata questa, insomma, non si regola nessuno, però le opportunità sono arrivate dalle disgrazie di altri. Adesso riaprono molti mercati turistici che citava Alessandro, ce li sottraggono a noi dobbiamo farci trovare preparati. Sì. Conto che la Sardegna ha una criticità storica che sono i trasporti, i collegamenti, lo sappiamo bene tutti, sono cose che vengono dai nostri bisnonni, è una battaglia che stiamo cercando di fare, la continuità. Adesso prima dipendevamo da Roma, non ce la davano, adesso dipendiamo dall'Europa, non ce la danno.
Quindi ogni volta per venire in Sardegna o vieni in nave o vieni in aereo è difficoltoso. Certo che il turista devi conquistarlo, lo devi fidelizzare, Alessandro, come voi fidelizzate i vostri clienti, no? Con l'accoglienza, l'ospitalità, i racconti, insomma, tante cose. Però poi non possiamo farlo scappare. Se tu in sardo dico lo scramenti, gli tiri il collo, quello ha opportunità diverse, non possiamo sempre dire che siamo i più belli, i più bravi. La Sardegna promuove unicità, questo è vero, siamo l'isola più bella del mondo, però non basta continuare a dirci queste cose. E guardate, quest'anno i numeri sono veramente straordinari, c'è stata una crescita impressionante e non è finita la stagione, abbiamo ancora 3 mesi di crescita, pensate un po'. Però Gianni, sono troppi, gli operatori si lamentano, sono troppi turisti, siamo gli unici al mondo che ci lamentiamo. Ascoltate, lo sapete che il Ministero del Turismo mi ha invitato il 28 e 29 agli Stati Generali del Turismo Nazionale. Noi li abbiamo già fatti 2 anni, loro stanno iniziando adesso, proprio il Ministero del 28 a Chianciano Terme, e mi hanno chiamato, vorrebbero andare lì a relazionare. Pensate che negli ultimi 3 anni, pandemia dichiarata anno 20, anno 21, la maggior crescita turistica del PIL in Italia l'ha avuto la Sardegna. Quest'anno, nel 2022, la penisola, nonostante c'è stato un ritorno di turisti, voi dovete sapere questi dati, sono dati Istat, è meno 17%. La Sardegna, l'isola, che è sempre italiana, è più. Anche quest'anno abbiamo battuto tutti i numeri, questi sono dati certificati. Abbiamo 570.000 presenze, arrivi, non presenze, scusate, 570.000 arrivi in più rispetto al 2019 al 28 settembre e mancano 3 mesi. Però il turista quando arriva, le criticità dobbiamo anche cercare di recepirle. Ma ascolti, siamo tutti turisti. Io da poco ero a un hotel qui vicino a Villa Simius, ma le pare che io pago 300 euro in hotel la notte, l'ho pagato, ma sto pagando pochi giorni fa, e non trovo né l'accappatoio e né le ciabattine che usa e getta che danno il classico degli hotel. Perché posso camminare scalzo e posso usare solo asciugamano, ci sta tutto, ma ho pagato 800 la notte, non è poco. Allora, adesso sto regolamentando i 4 stelle, perché anche quello incappa a me, ma dall'esperienza poi ho la possibilità di cambiare alcune regole, altre no, le subisco come tutti. Allora, io lì non ci andrò più, le pare che vado lì. Esatto. Ecco, se voi vi trovate mai in un ristorante, se è educato, paga, se ne va, poi non ci torna più, come faccio almeno io a me non piacciono le chiassate, abbasso la testa, poi non ci vado più. Non si può però vivere continuando, tanto domani arriva un altro. E i mercati esteri, internazionali, stanno riaprendo. Quindi noi questa grande chance che abbiamo avuto, e il prossimo anno c'è il problema del caro bollette, sapete bene che adesso c'è il problema del caro bollette, è un dramma vero questo, mette in ginocchio una parte della Sardegna se non ci saranno provvedimenti seri, altro che turisti, e una parte dei turisti non verranno più perché non si potranno permettere il viaggio per il caro prezzi, caro gasolio, ci sono tanti problemi. Dobbiamo prepararci meglio, Gianni, dobbiamo programmare meglio, dobbiamo organizzarci meglio, dobbiamo fare delle alternative che non sempre le hai, come diceva prima il presidente del parco. Io sì, sono anche presidente, ma se sono vincolato da queste leggi cosa posso fare? Mi arrangio, ma faccio manutenzione, ma poi di più non mi fanno fare, non è che non voglio fare, non mi fanno fare. Ok, io ringrazio tutti, ci salutiamo perché siamo andati ben oltre alle 8:15 previste, ma insomma eravamo tutti appassionati a discutere su questi temi qua. Grazie mille al signor Ernesto Battetta dello Yacht Club di Quartu, grazie per aver partecipato e felici di esserci. Grazie dell'invito. Vi aspettiamo al centro servizi di Flumini. Grazie. Michele, grazie mille veramente, grazie dell'invito. E a tua disposizione per qualsiasi cosa. Grazie Michele. Ciao Michele. Stefano, dopo tanti anni ci siamo rivisti. Siamo grazie ancora. Insomma, hai avuto modo insomma, di capire un po' come sono le cose, ma c'è da lavorare tanto. Insomma, no? Certo. Sei abbastanza in gamba per quello. Un abbraccio grande e ci vediamo presto. Ciao, grazie Alessandro. Ciao. Ciao.